Benvenuti, oggi è lunedì 28 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 18:07. La luna si leva alle 3:26 e cala alle 16:18. Il santo del giorno è San Simone il Cananeo. Il nome Simone deriva dal latino e vuol dire con il naso schiacciato e piatto. Il 28 ottobre è una data significativa per la coscienza ambientale. Oggi si celebra la giornata europea contro lo spreco, un'occasione importante per riflettere sulla sfida globale dell'urgente necessità di combattere lo spreco e promuovere la sostenibilità. Nel 2022 le famiglie di tutto il mondo hanno sprecato oltre 1 miliardo di pasti al giorno, contribuendo a 1,05 miliardi di tonnellate di rifiuti alimentari in un anno. Lo spreco alimentare non è solo un problema delle nazioni ricche, sono i paesi più caldi e le aree urbane a mostrare tassi di spreco più elevati, con un impatto ambientale dell'8-10% delle emissioni globali annuali di gas serra. Sono 61 gli anni per il cantante romano Eros Ramazzotti. È tra gli artisti italiani che hanno venduto di più, con oltre 55 milioni di dischi, nonché uno dei più popolari interpreti della canzone nostrana all'estero. Nel 1984 è tra le nuove proposte a Sanremo, con il brano Terra Promessa. Sul palco dell'Ariston torna nelle 2 edizioni successive tra i big e per lui è la consacrazione. Prima arriva sesto con Una storia importante e poi trionfa con Adesso tu. Da qui è un'escalation di successi, da Più bella cosa a Fuoco nel fuoco. L'ultimo album, Battito infinito, ha anticipato il tour mondiale che è partito da Los Angeles ed è finito in Lituania nel maggio dello scorso anno. Non ha bisogno di presentazioni l'attrice Julia Roberts, che oggi compie 57 anni. Il suo primo ruolo importante è nel film del 1989 Fiori d'acciaio, ma diventa una star internazionale l'anno dopo con Pretty Woman. Tra le pellicole da lei interpretate vengono ricordate Erin Brockovich, che le fa vincere l'Oscar, e Notting Hill. È sposata con il cameraman Daniel Moder e con lui ha avuto 3 figli, di cui 2 gemelli. Spegne oggi 69 candeline l'imprenditore Bill Gates. Il creatore di Microsoft, dopo aver dato nel 2005 le dimissioni da amministratore delegato della corporation da lui creata, si è dedicato alla beneficenza, soprattutto tramite la fondazione creata assieme alla moglie. Alle 6 del mattino del 28 ottobre 1922 il governo italiano dichiarò lo stato d'assedio, ma il re si rifiutò di controfirmarlo e il presidente del Consiglio Luigi Facta si dimise. Il paese era senza guida. Mentre le camicie nere entravano nella capitale minacciando di occupare i ministeri, Mussolini fu convocato dal re che gli conferirà ufficialmente l'incarico di formare un nuovo governo. Mussolini era riuscito nel piano di spaventare le istituzioni e prendere con la forza il comando del paese. Il fascismo era ufficialmente cominciato. Ma quanto tempo vivono le stelle? Le stelle sono enormi sfere di gas incandescente che nascono quando all'interno si avviano reazioni nucleari. Quelle grandi sono più luminose, ma si affievoliscono più rapidamente rispetto alle stelle piccole, che bruciano a velocità minore il loro combustibile. La loro vita dipende infatti dalle dimensioni. Quelle di grande massa durano alcune centinaia di migliaia di anni, le più piccole anche migliaia di miliardi di anni. Buongiorno ai 12. Oggi il pianeta Urano tiene banco nello zodiaco,
con il reticolato di aspetto che forma, mette in connessione quasi tutto lo zodiaco. E beh, cosa ci vuole dire il pianeta della velocità e del decisionismo? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi il dinamismo e la velocità corrisponderanno a una serie di cose fattive molto importanti, proprio perché Urano esige una maggiore velocizzazione nel superamento degli ostacoli, con la coscienza sensibile di Nettuno, con la creatività di Plutone, ma soprattutto con l'alleanza della Luna e del vostro caro Marte, che finalmente vi dà comunque indirettamente un assist risolutivo per tutti. Toro, e beh, Urano alberga nei vostri gradi e quindi è proprio da lì che deciderete di tirare le fila per tutta una serie di faccende variegate. Con Nettuno approfondirete un po' le dinamiche affettive ed empatiche, mentre con Plutone riuscirete a trasformare e ad agire finalmente su un qualcosa che speravate da tempo si risolvesse. Bene, Toro, oggi è una giornata splendida, godetevela. Gemelli, per voi è un po' più interessante a livello psicologico tutto questo movimento che crea Urano, proprio perché vi sospinge a essere più veloci mentalmente, a voltare pagina, a sorvolare su cose che non vi riguardano più. Oggi un Gemelli decisamente più leggero e scanzonato, che non ha proprio voglia di prendersi in carico pensieri non suoi. Cancro, uno dei punti più stimolati da quest'Urano, la congiunzione Luna-Marte nei vostri gradi è estremamente dinamizzata dal pianeta della forza di decisione, che vi spinge a prendere finalmente una decisione importantissima che cambierà la vita. Seppure la quadratura con il Sole e l'opposizione con Plutone diranno comunque che non sarà semplice. Leone, giornata molto interessante per voi e tutti questi movimenti planetari che un po' vi pungono e vi sconvolgono. Oggi non è il caso di tenere fede all'agenda, agite a geometria variabile e adattatevi ad ogni cambiamento che vi verrà richiesto. Qualche piccola sensazione, un po' di allerta nel vostro cielo, la Luna sta per avvicinarsi e vi renderà più dolci, ma c'è tempo. Vergine, giornata oggi che vi aiuta non poco, proprio perché i pianeti sono molto benevoli con voi. In zona Cesarini vi danno degli assist importanti su discorsi un po' reiterati e lungaggini che finalmente si sbloccano. Coraggio, Vergine, è il vostro momento per agire. Bilancia, parliamo d'amore con voi, è quell'Urano che oggi vi stimola comunque a fare del vostro meglio, a essere più veloci, a liberarvi da pensieri un po' troppo ricorrenti e a seguire un po' quella Venere un po' distante che aspetta un viaggio o una visita inaspettata. Scorpione, oggi il Sole brilla nei vostri gradi, forte e sicuro, anche se le quadrature con Marte e la Luna e con Plutone genereranno proprio quella crisi che tirerà fuori il meglio di voi. Ricordatevi che il vostro migliore alleato è proprio Mercurio, che forma degli aspetti solidi e concreti, e qualunque cosa succeda vi potrete sempre ancorare a lui. Sagittario, anche con voi parliamo un po' d'amore, ma in termini un po' meno morbidi del solito. Venere fa il suo dovere, ma quadra con Saturno, e volendovi ricordare che in amore, per dare il massimo, è utile abbandonare un po' tutte le aspettative che si nutrono nei confronti di un passato. Se veramente volete girare pagine, volete qualcosa del nuovo, beh, lasciate andare via il vecchio. Capricorno, giornata molto interessante visto che Urano tocca anche Plutone, ancora ospite nei vostri gradi, una giornata decisamente molto interessante che potrebbe dare il via per tutta una serie di intrecci a delle situazioni inaspettate, ma che vi faranno molto piacere. Luna e Marte stanno sempre in allerta, quindi non inarcate troppo il ciglio, ma lasciatevi condurre dagli eventi. Il Sole vi fa sentire un po' stanchi in quadratura. Acquario, una giornata decisamente molto interessante per voi, proprio perché le dinamiche del cielo sono variegate come voi ed è proprio il vostro pianeta Urano a gestire un po' tutto. Oggi potete di tutto, anche se preferirete sfruttare delle piccole situazioni in vari ambiti. In amore c'è un intrigo al quale non saprete rinunciare.
Pesci, decisamente molto interessante, visto che anche il vostro Nettuno è toccato da Urano e anche lì l'anima vuole liberarsi, vuole dinamizzarsi, ma è anche il trigono con Marte e Luna che vi dice forza, ricreiamo quell'ambiente che abbiamo faticato tanto per costruire, una nuova voglia di rimodellare a vostro piacimento tutto l'ambiente circostante a voi. Sull'isolotto di fronte all'isola di Manhattan venne inaugurata il 28 ottobre del 1886 una statua di donna alta 93 metri, la Statua della Libertà. In realtà la sua storia iniziò in Francia con l'idea di costruire un monumento da donare oltreoceano per commemorare il centenario dell'indipendenza americana. Alla realizzazione collaborò anche l'architetto Eiffel. Alcune particolarità sono la corona a 7 punte in rappresentanza dei 7 continenti e le catene spezzate ai piedi come segno di liberazione. Nel 1984 fu inserita nel patrimonio dell'UNESCO. Tra le copie distribuite nel mondo, la più famosa è quella di Parigi, che guarda nella direzione della gemella americana. Quando si inizia qualcosa di nuovo, un progetto o un lavoro, e si ha bisogno di motivarsi, di fare qualcosa in modo energico ed efficace, in inglese si può utilizzare l'espressione to get into gear per rappresentare proprio questo cambio di direzione, il momento in cui bisogna mettersi sotto concretamente per realizzare qualcosa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di cui parleremo oggi è lo scrittore Lev Tolstoj. Il 28 ottobre del 1910, a 82 anni, abbandona di nascosto la sua casa, lascia un biglietto di addio alla moglie e parte senza una destinazione precisa. Dopo solo 3 giorni di viaggio, la sua salute peggiora e Tolstoj muore di polmonite in una sperduta stazione ferroviaria, dove una folla accorre per salutarlo. In tanti hanno provato a spiegare questo suo folle gesto, dettato forse dall'oppressione della moglie, che si opponeva ai suoi viaggi, minacciando il suicidio. Ci salutiamo con la frase del giorno. La felicità non dipende dalle cose esterne, ma dal modo in cui le vediamo. Vi auguro un buon inizio di settimana all'insegna della ricerca della felicità nelle piccole cose. Buon lunedì, ci vediamo domani per un nuovo appuntamento.